Secondo me sono sbagliati 2 voti delle prime 2. Atalanta? No, Napoli e Inter. Delle prime 2 in classifica, non delle prime 2. Le prime 2. Il Napoli 10 e 7 secondo me sono sbagliati nell'ottica Napoli in cui... 10 che devo Napoli fare? Mettere no, 11. no, io avevo dato 9 al Napoli. E 12 a Conte. E 8 all'Inter. Senza Conte il Napoli non vince mai il campionato. Appunto, Dai, allora scrivilo. Voto 12 a Conte. No, io guardo, diciamo, all'ultima parte. Napoli sarebbe stato da 10 fino a quando ha vinto. Poi effettivamente le ultime 10-15 giornate sono state un po' tribolate. E l'Inter un po' di più, perché comunque... Marco, per me il 10 è giusto. Perché comunque io capisco il nome, per me la distanza 9-8 Napoli-Inter non ci sta. Io qui sono d'accordo con Michele, perché comunque da gennaio a maggio hai avuto un sacco di problemi e hai tenuto duro fino alla fine, portando per me non è quello il punto, perché se però tu Alfredo, dici se tu voti, devo... se tu dai 4 giusto per la gestione anche di Milan e Monza, parli anche della gestione del Napoli. Allora, una squadra in testa alla classifica che a gennaio si libera di Kvaratskhelia e lo sostituisce col turista per caso Cafor, e nelle ultime 3 giornate di campionato me ne pareggia 2, una in casa col Genoa e una a Parma. Nel bel mezzo dell'Inter che torna nelle coppe europee, gioca di più, perde a Como e pareggia a Venezia. Cioè la squadra e la gestione non vanno oltre all'8 nel mio immaginario, la mia opinione, perché senza Conte questo scudetto il Napoli non vince mai. Quindi la gestione secondo me non è alta. Possiamo fare anche... Arrivano parole di addio di De Laurentiis a Conte, poi tra l'altro. Arrivano parole di addio di De Laurentiis a Conte. Su questo ci andiamo, quando voi ci andiamo, perché dobbiamo parlare anche di Fabregas, un po' di questo giro di allenatori. Allora per me puoi dare 22 a Conte e 8 alla gestione. Sì, per me ci sta, cioè non vedo un punto di... dobbiamo fare un omnicomprensivo. Allora io do 10 se comprendo sinceramente tutto, però lui ha voluto questo dibattito e adesso si offende, tra virgolette, se gli diciamo che mezzo voto in più. No, ma io ho dato 6,5, tu hai dato 7. Per me il 6 al Torino, se tu fai un sondaggio con i tifosi del Torino, ogni anno hanno la stessa storia. Certo. E per la prima volta ieri Cairo ha detto: non sono contento di Vanoli. Ma c'ha perfettamente ragione, ma i tifosi del Torino non sono contenti di un mercato sempre lo stesso che al prossimo giro porteranno. Per me il Torino il comunicato della Roma, è da 4,5 e sono generoso. La festa del Napoli, il giro in città, pullman scoperto, Gianluigi Longhi, abbiamo raccontato tutto in diretta su Sport Italia, grande emozione ma soprattutto grande soddisfazione, ma non c'è il lieto fine, perché a quanto pare De Laurentiis dice addio ad Antonio Conte. Sì, ci sono chiaramente tutti i presupposti perché questo avvenga, però d'altra parte va invece sottolineato come De Laurentiis abbia fatto sognare i tifosi del Napoli parlando di Kevin De Bruyne. Queste sono alcune delle immagini che hanno contraddistinto la giornata di festa, a partire dall'arrivo con una sorta di battello nel porto di Napoli, a cui è seguito il giro con il pullman scoperto per la città. Mi facevo riferimento alle parole del presidente De Laurentiis con la folla festante in relazione a Kevin De Bruyne, perché De Laurentiis ha lasciato intendere che la trattativa sia ormai alla sua fase conclusiva e soprattutto che la conclusione sarà molto positiva, visto che ha fatto riferimento all'acquisto di una villa che De Bruyne avrebbe già completato nella zona di Napoli, proprio perché in relazione a quello che dovrebbe essere il suo futuro. Ha anche specificato De Laurentiis prima delle firme, ovviamente dobbiamo sempre restare cauti, ma queste sono le immagini della festa, che chiaramente era per lo scudetto, ma Napoli sogna perché viene riportato in Italia un fuoriclasse assoluto del calcio europeo e di conseguenza mondiale come Kevin De Bruyne. Insomma, è sicuramente il primo tassello per la squadra che la prossima stagione disputerà la Champions League, con o senza Antonio Conte. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi con Alfredo il discorso legato a Max Allegri, che è per distacco la primissima scelta di Aurelio De Laurentiis per la sostituzione di Conte, se effettivamente l'affare con la Juventus dovesse andare in porto. Immagini di festa che sono proseguite chiaramente per tutto il corso del pomeriggio. Il focus sugli allenatori di Valentina Ballarini, poi lo commentiamo con gli ospiti, anche perché poi si parla tanto di Fabio. Valentina Ballarini, vediamo. Un giorno all'improvviso, il coro simbolo del Napoli applicato all'ex antagonista Inter.
E poi la telenovela del campione d'Italia Conte. Dal venerdì dello scudetto alla parata del lunedì hanno parlato tutti o quasi, tranne l'attore protagonista. Conosciamo la volontà di De Laurentiis, proviamo ad interpretare quella di Conte e al momento sembra più lontana da Napoli nonostante il titolo e l'arrivo sotto il Vesuvio di Kevin De Bruyne, quasi ufficializzato da ADL. Allegri è pronto a sostituirlo, dovesse scegliere Conte di tornare a casa per riportare ordine. Focus di Valentina Ballarini. Ovviamente non rido per il focus, ma rido per i fuori onda del presidente Di Nunno. Calmati un attimo, aspetta che adesso ci torniamo e ci arriviamo. Alfredo, punto panchine, poi sentiamo Cutrone su Fabregas, ma nel frattempo ovviamente si parla di panchina Milan. Tare potrebbe addirittura confermare con Sesao, cioè giusto per iniziare malissimo. Tare si presenta così, ma vedremo, non ci credo. La Juventus, Conte, l'Inter, i 50 milioni dagli arabi sauditi per Inzaghi, ma ne parliamo dopo la finale di Champions. Il Napoli con Allegri in pole position, come vi raccontiamo da tempo, perché comunque Conte un anno sì, 2 forse no. E poi c'è la Roma. Puntini puntini. Pedullà. Sì, intanto il Napoli sta facendo il mercato a prescindere. Sono state confermate le nostre proiezioni del 7 maggio su De Bruyne, la moglie in città, il contratto biennale più opzione. Adesso siamo davvero alla stesura dei contratti all'annuncio, l'ha detto De Laurentiis, non l'ho detto io. Dobbiamo fare un passo indietro stamattina su Tudor, perché c'erano state delle dichiarazioni di pancia di Tudor che poi andrà tutto secondo quelle che sono le previsioni. Cioè lui resterà per il mondiale per club e poi la Juventus cambierà allenatore. E ricordiamo tutto quello che abbiamo raccontato, la Juventus ha 2 obiettivi da centrare con il Napoli, uno è l'allenatore Conte e l'altro è Osimhen. Per rispetto aspettiamo comunque che Conte sia lui a decidere, non credo che un altro confronto possa fargli cambiare idea, non credo sinceramente ai discorsi del pressing. Tutto può essere nella vita, ma è un indirizzo abbastanza preso e per precauzione aspettiamo l'ultimo passaggio. Su Fabregas. Allegri in Conte verso Torino, questo giro ti piace, Stendardo? Ma io credo che gli allenatori abbiano un ruolo determinante. Prima parlavamo di Conte, sono d'accordo con tutti voi perché è stato un valore aggiunto anche quest'anno, però io credo sempre che dietro alla forza di un allenatore ci sia la serietà di una società. Sotto questo punto di vista De Laurentiis negli ultimi anni ha fatto qualcosa di incredibile, tenendo sempre in perfetto equilibrio il bilancio economico-finanziario e facendo delle plusvalenze importantissime. Vedi Kvaratskhelia, vedrai Osimhen, vedi tanti altri. Quindi al di là dell'allenatore, che è importante perché l'allenatore poi condiziona tanto nella gestione tecnico-tattica e anche dal punto di vista motivazionale, sotto questo punto di vista l'allenatore Conte ha fatto la differenza a Napoli quest'anno. Però penso che bisognerà veramente capire la volontà degli allenatori. Io credo che De Laurentiis sia stato molto chiaro e condivido la sua analisi. I matrimoni si fanno in 2, se Conte è motivato di continuare a Napoli, che ben venga. Però la forza del Napoli è la società, cioè il Napoli in 3 anni ha vinto 2 scudetti, quindi così come Gasperini a Bergamo, che io conosco perché Gasperini è un grande allenatore, è molto bravo sul campo, ma la fortuna di Gasperini è per Cassi, è l'Atalanta, non il contrario, ma non perché non voglia dare i meriti a Gasperini che è un valore aggiunto per la squadra, ha saputo valorizzare tanti giovani, ha saputo creare quell'alchimia, no, tra i calciatori che ogni anno cambiano, però la società è fondamentale sotto questo punto di vista. Noi dobbiamo dare il giusto valore agli allenatori, ma ciò che rimane salda con le sue basi solide, soprattutto dal punto di vista economico-finanziario, sono le società. Certo, allora Bellinazzo del Sole 24 Ore, ti aspettavi Conte morde, fugge, va via con lo scudetto in tasca, un anno che finisce... Guarda, mi fate capire perché Conte deve andare via da Napoli? Cioè, qual è il motivo perché va la Juve? Cioè dopo quest'anno Conte si va a sedere sulla panchina della Juventus? Cioè, non ci sono motivazioni di carattere economico. Ce ne sono 2 forti, abbi pazienza. No, io chiedo, voglio capire perché ma Conte... le risposte Conte le ha date in pillole durante la stagione. Che ha litigato con De Laurentiis. No, non ha litigato con De Laurentiis, ha detto qui certi disegni, certi progetti non si possono fare. Questa è la realtà.
E l'altro motivo è perché invece a Torino e a Juventus certi discorsi, certi progetti si possono fare. E poi uno che ha giocato, allenato lì, ha vinto quello che ha vinto, se c'è la possibilità di tornare, torna domani mattina. Tu lo sai molto bene che a gennaio non c'era bisogno di litigare con De Laurentiis. Sono in testa alla classifica, mi vendi il miglior giocatore, mi prendi un tortello di 80 kg, e allora che facciamo? Però al momento il Napoli gli ha messo a disposizione quel progetto di costruzione che lui chiedeva, che si chiama centro sportivo, è il primo centro sportivo. Sono giocatori. E alla Juve può prendere Haaland, sì. può prendere questi giocatori. Può prendere giocatori, sì, può fare la campagna acquisti che dice lui, e a gennaio con Napoli non ha potuto farla. Intanto è arrivato, e se non era per lui, il signor Di Lorenzo era già a Ciampino. Ha provato, c'è riuscito anche con Kvaratskhelia, però poi gli erano sbolognato gennaio. Perché a Ciampino? A Capodichino? No, noi è un gergo milanese, dove te sei a Ciampino, Era chiuso l'aeroporto. che sei in rampa di lancio per andare via. Però io ho seri dubbi sul fatto che un allenatore che ha fatto un percorso eccezionale, che è il segreto della vittoria di questo scudetto, dovrebbe però dimostrare, per esempio, di far giocare bene la squadra, cosa che non ha mai fatto quest'anno, perché non aveva i giocatori. Sarebbe bello con i giocatori dimostrare di saper vincere anche facendo un bel gioco, e non l'ha fatto mai. Scusami, Marco. Io ricordo Monza-Napoli 0-1. Se c'è una persona sul pianeta al quale di fare il bel gioco non è mai fregato nulla e ha vinto ovunque, e non gliene frega niente anche ad Allegri e a tanti altri, perché vogliono vincere. Giocare bene al Napoli era molto difficile, nelle ultime giornate ha vinto con una squadra che è arrivata 12ª l'anno scorso, e quest'anno senza Conte non arriva nelle prime 4. Ma non c'è dubbio, come non c'è dubbio che il Perché è andato via Spalletti, scusa? Spalletti perché aveva litigato con De Laurentiis. Perché aveva litigato con De Laurentiis? Perché non si erano mai presi esattamente perché il contrario di adesso. Come mai Gattuso, Ancelotti, tutti litigano con De Laurentiis? Però adesso c'è una situazione idilliaca in cui puoi costruire. Non mi sembra che sia molto idilliaca, se no non staremmo qui a parlare del fatto che se ne va. Lui perché evidentemente ha fatto questa scelta, però Bucchione, è molto triste. No, Marco, però... Triste sì, però. No, io voglio bene a Marco, ma in questo momento prevale l'anima del tifoso, di quello che vorrebbe congelare la situazione com'è. Hanno il miglior allenatore in circolazione, dice perché va via? Ma per tutte queste motivazioni che stavamo dicendo, che stava dicendo Luca, Serafini, cioè lì a Napoli, quando raggiungi uno scudetto di questo tipo, Marco, cosa puoi fare di più? Poi Conte l'ha fatto anche all'Inter, quando si è reso conto che c'era la crisi di Zhang, i fallimenti in Cina di questa società, non aveva l'Inter la possibilità di investire, di dire ho vinto lo scudetto, provo a vincere la Champions. In quel momento lì le condizioni erano quelle. Cosa ha fatto? Ha preso e se n'è andato. Cioè è arrivato a un apice, come un alpinista, è arrivato in cima alla montagna, mette la piccozza e cosa fa? Torna indietro, perché di più non si può fare a Napoli oggettivamente. De Laurentiis è straordinario, ma ha una gestione familiare da sempre, la straordinarietà è questa, riesce a far quadrare i conti e ogni tanto a vincere, ora ogni spesso, però cosa può partire dicendo vado a vincere la Champions League? Questo non è possibile in questa dimensione. Alla Juventus può invece ritrovare quegli stimoli, riparte da una posizione molto in basso e ha tutta la montagna da scalare, e lì lui è uno specialista. Conte va dove ritrova quegli stimoli e dove c'è un terreno fertile per poter arrivare in cima un'altra volta. Senza parlare della Champions, però se tu vai alla Juventus vai per ritornare a lottare, a giocare tutti gli anni per lo scudetto. A Napoli lo sai che devi arrabattarti, e per carità di Dio, certo. Noi stiamo parlando di Spalletti e di Conte, ma anche Sarri è andato vicino a un'impresa clamorosa, è stata onestamente l'unica squadra in 9 anni che ha contrastato per 2 stagioni la Juventus, quindi non è che il napoletano deve essere spaventato, anche perché poi se arriva Allegri non è che arriva Fonseca o Fonseca. No, ma guarda, ora io non stavo facendo un discorso... Era su a Monaco da tifoso. Il Napoli... Beh, da uomo hai detto è triste prima. No, è triste che un allenatore che ha vinto e che deve affrontare una sfida con una società per la quale dice voglio costruire un progetto, e il progetto significa rifare il centro sportivo, mettere mano a una squadra prendendo dei giocatori che il Napoli non si era mai potuto permettere, che ora si può permettere a differenza di tutte le altre squadre d'Italia.
Ma E il progetto di Conte è vincere del centro sportivo, io non so. No, lui l'ha detto. L'ha detto anche Gasperini, qui si costruiscono i centri sportivi e gli stadi, invece bisogna fare la squadra. Il progetto di Conte è quello lì. Infatti quelle parole di Gasperini sono assolutamente... Devo andare in fascia pubblicitaria di Nunno, sei pro o contro De Laurentiis? Io non sono né contro né... È una loro scelta, ma lui Conte oggi, non lui, i giocatori, lui De Laurentiis ha detto ma va via, e lui ha detto speriamo che lo trattenete qua. Hai visto, Lotito non è andato. Tifosi azzurri, tenetevi forte, giornata ad altissima tensione per il futuro della nostra panchina. Dopo la passerella trionfale di ieri sul lungomare di Mergellina, con la squadra sul bus scoperto, stamattina il Napoli è stato ricevuto in Vaticano per un'udienza privata con Papa Leone XIV. Ma è nel pomeriggio che si è giocata la partita più importante, lontano dai riflettori del campo. Nella sede della Filmauro, infatti, è andato in scena l'attesissimo vertice tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Un summit durato ben 4 ore, che potrebbe cambiare le sorti del nostro club per la prossima stagione. Ecco cosa è successo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'incontro ha avuto esiti tutt'altro che scontati. Se fino a qualche giorno fa l'addio tra Conte e il Napoli sembrava inevitabile, ora le carte si stanno rimescolando. De Laurentiis si è mostrato disponibile ad accogliere tutte le richieste avanzate dal tecnico salentino, con l'obiettivo di rilanciare il progetto Napoli in grande stile. Al tavolo con Conte c'erano anche i dirigenti Giovanni Manna, Alessandro Sinicropi, Edoardo De Laurentiis e Andrea Chiavelli, a testimonianza della massima serietà del summit, e pare che anche la famiglia di Conte, in particolare la moglie Elisabetta, stia facendo pressione perché resti a Napoli. Conte non ha ancora sciolto le riserve, ma ha chiarito le sue condizioni. Ristrutturazione della rosa con innesti di qualità, organizzazione più moderna e professionale a livello dirigenziale, maggiori garanzie tecniche per poter competere ai vertici. Il tecnico, che ha riportato entusiasmo e mentalità vincente, ha chiesto 72 ore di tempo per decidere. Una scelta che potrebbe essere determinante anche per il futuro mercato azzurro. Nel frattempo, sullo sfondo, c'è sempre il nome di Massimiliano Allegri, pronto a subentrare nel caso in cui Conte decidesse di andare via. Ma ADL non vuole aspettare ancora a lungo. Entro pochi giorni verrà presa una decisione definitiva. Tifosi, restate connessi. Il futuro del Napoli passa da queste ore caldissime.